Al via i cavalli della seconda corsa, un miglio per 2 anni. In 10 al via lo schieramento: 1 di Luca Mo, 2 Drinksy, 3 Dina Vald, 4 Deniro Bez, 5 Daghi Daghi, 6 Dubai Tor. Seconda linea: 7 Daikiri Piz, 8 Dakota CR, 9 Dollaro Light, 10 Dakota DeLong. In chiusura Dina Vald in discesa, la più appoggiata insieme a Dakota CR. Macchina che accelera, stacca in questo momento con la velocità di Dina Vald, che va in breve a condurre nei confronti di Drinksy, mentre all'esterno si propone Deniro Bez. Parte bene dalla seconda linea Dakota CR in terza posizione in corda. Intanto Deniro Bez va su Dina Vald dopo i primi 200 metri in 15,1. Completati 300 metri, passa in vantaggio Deniro Bez, non si oppone ad oltranza Dina Vald, lascia sfilare l'allievo di Manuel Pistone, che completa il quarto iniziale in 33. Mentre per corsie esterne sono Daghi Daghi, debuttante, quindi Dubai Tor lungo la corda in terza posizione. Drinksy precede Dakota CR, che ora è chiusa alla corda in pancia al gruppo. 46,7 il passaggio ai 600 davanti alle tribune, in vantaggio Deniro Bez nei confronti di Dina Vald e Drinksy. All'esterno si propone ancora Daghi Daghi, seguito da Dubai Tor e quindi dai Kiri Piz. Poi anche Dollaro Light va a fare pariglia, mentre out Dakota DeLong. Completati gli 800 in 1,2,6 il chilometro, in 1,18,8. Non cambia nulla tatticamente, con Deniro Bez che controlla la situazione a 500 dal palo. Si mantiene nella sua scia Dina Vald, mentre non progredisce più di tanto ora Daghi Daghi, e anche Dubai Tor non riesce ad avanzare. Allunga invece Deniro Bez, che cerca di andarsene da Dina Vald, che sbaglia a 300 dalla conclusione. Ha spostato Drinksy intanto, retta d'arrivo con Deniro Bez che ha netto margine di vantaggio. E la lotta per il secondo posto vede sprintare bene all'interno Dakota CR, che conquista il secondo, mentre per il terzo è Di Luca Mo, che riesce probabilmente a guadagnare la terza piazza. 31,2 a chiudere, 1,18,4 il ragguaglio conclusivo. La bella vittoria per Deniro Bez. Manuel Pistone in sediolo al successo alla seconda uscita in carriera. Rivediamo le fasi finali. Deniro Bez ha sfondato in 300 metri su Dina Vald e poi si è staccato nel finale. Buon secondo posto per Dakota CR, che può correre soltanto gli ultimi 200 metri, mentre al terzo emerge Di Luca Mo.